Mentre il dibattito su Greta e il suo ruolo è apertissimo, domani gli studenti delle scuole certamente parteciperanno in massa al terzo sciopero mondiale per il clima. Il messaggio è giusto e chiaro: avete rubato i miei sogni e la mia infanzia, per questo è necessario intervenire in maniera forte e vibrata. Domani dunque manifestazione di protesta anche ad Agrigento con un articolato programma che prevede fin dalle 8:30 un raduno in piazza Marconi. Il corteo poi si snoderà lungo la via Tenea con arrivo in piazza Pirandello e l'incontro con il sindaco per la proposta di delibera sull'adozione della dichiarazione di emergenza climatica da parte del comune di Agrigento. Fin qui tutto bellissimo e giusto, lo abbiamo detto in apertura. Bellissimo e giusto che ci sia un grande movimento, che se ne parli, che ci sia adesione, una bella speranza. Ma a cosa può servire uno sciopero mondiale per il clima se nel frattempo lo smog ammorba i nostri polmoni, gli aerei solcano l'etere inquinando, i fitofarmaci vengono sparsi copiosamente sulle nostre colture e così via, per un sistema globale che si regge quasi unicamente su elementi di forte frizione con gli equilibri naturali? Quale potrà essere il contributo di una giornata di scuola persa nella quale invece si potevano organizzare delle assemblee, discuterne con gli esperti, rendere coscienti le nuove generazioni attraverso studio e conoscenza, produrre al termine una serie di documenti che, scripta manent, rimanessero a futura memoria di un progetto concreto di rieducazione sociale, potessero essere inviati a valanga ai grandi della terra, studiati, interiorizzati. Chissà che il nostro essere critici non sia una conseguenza dell'esperienza maturata negli anni, rispetto alla quale sull'argomento possano girare interessi ben lontani dalla nostra buona volontà, da quella di Greta e di quanti sperano di intervenire con uno sciopero su qualcosa che si muove ben al di sopra delle nostre teste. Ma vogliamo essere ottimisti. L'iniziativa va sostenuta per quanti ci credono e speriamo, oltre a crederci, imparino a comportarsi di conseguenza. Appuntamento a domani.